Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi sono nostre gradite ospiti qui con me in studio Roberta Chiandetti, che è portavoce dell'Associazione Coordinamento Nazionale Caposala della provincia di Udine, quindi questa associazione la trovate CNC, dico bene. Esattamente, E abbiamo sì. in collegamento via Skype la presidente della stessa associazione, che si chiama Alessandra De Reggi, che salutiamo. Buongiorno, buongiorno. Vediamo se la sentiamo, se riusciamo a sentirla. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Ecco, riusciamo a sentire anche quello che stanno dicendo in regia. E noi continuiamo appunto con la nostra trasmissione. E vorrei parlare appunto con le rappresentanti di questo gruppo, di questo CNC, di questo coordinamento, un po' innanzitutto del coordinamento, perché nasce, quali sono gli scopi del coordinamento e anche per vedere come lo stesso coordinamento, lo stesso CNC sta osservando e affrontando con suggerimenti questo momento di pandemia. Cominciamo da chi? Cominciamo da Roberta e poi passiamo la linea via Skype ad Alessandra. Sì, magari lasciamo ad Alessandra poi la narrazione, insomma, un po' più storica di questa associazione. Io introduco semplicemente il ruolo del coordinatore in questo momento, che si rifà a quello che poi sono i mandati di responsabilità assistenziale dell'infermiere. Sappiamo che l'infermiere ha avuto un'evoluzione normativa e di competenza enorme negli ultimi 20 anni, diciamo, un'evoluzione di competenze che ha accompagnato la formazione attraverso le aule dell'università e ha dato ovviamente responsabilità a questo ruolo, è una responsabilità professionale ma anche giuridica. Con l'ingresso nel CNC gli infermieri in qualche modo vogliono valorizzare quella che è la competenza manageriale degli infermieri nella gestione di attività, di percorsi e di gruppi professionali. Magari io lascio ad Alessandra il racconto della storia del CNC e dopo magari e poi magari scendiamo appunto anche nelle vostre, nelle vostre considerazioni. Sì, essendo presidente non vorrei in qualche modo, ecco. Quindi Alessandra, ci narri, ci racconti praticamente le finalità di questa associazione, come mai avete deciso di creare questo coordinamento? Sì, in realtà noi siamo rappresentativi del gruppo provinciale della provincia di Udine. Il gruppo a livello nazionale nasce nel 1985 a Venezia e attualmente ha sede a Verona, quindi la presidente nazionale è a Verona. Racchiude un numero abbastanza numeroso di gruppi provinciali e regionali ed è un'associazione tecnico-scientifica, si può dire l'associazione infermieristica più numerosa in Italia. Ed è rappresentativa degli infermieri che hanno un master in management per le funzioni di coordinamento. L'obiettivo principale di questa associazione è proprio valorizzare a livello professionale, operativo, giuridico ed economico la figura del coordinatore, oltre che essere anche un punto di incontro, un punto di unione per gli iscritti per condividere quella che è la loro esperienza professionale, le loro conoscenze, il tutto per migliorare proprio l'organizzazione assistenziale. Che poi questo anche in sintesi il CNC. Ecco che poi il ruolo dei caposala è determinante proprio nell'organizzazione dell'attività di un reparto. Sì, sicuramente il caposala è un pilastro all'interno dell'assistenza, no? Insomma, certo.
coordina, insomma, non soltanto il team, ma coordina anche i percorsi di cura, diciamo, è alla base di quelli che poi sono gli esiti della cura del paziente. È un ruolo, ahimè, se posso dire, senza essere critica in questo, un po' invisibile, insomma, all'interno sia della professione, insomma, sia e soprattutto del sistema sanitario, insomma, delle aziende. Insomma, poi ovviamente questo è un po' a macchia di leopardo a livello nazionale. Ci sono aziende che lo sanno valorizzare di più e ne capiscono quanto è importante anche per essere un motivatore all'interno dei team. Sì, perché in un reparto, ecco, perché in un reparto c'è il medico da una parte che è appunto primario, dall'altra parte c'è il caposala, quindi due ruoli distinti che però si intrecciano nelle decisioni per far funzionare appunto, no, internamente la struttura. Sì, sicuramente per far funzionare la struttura, ma anche per raggiungere degli obiettivi precisi di cura del paziente, no? Certo, certo. Quindi io vedrei adesso appunto, cioè mi piacerebbe capire dal vostro osservatorio che cosa pensate di tutta l'organizzazione per quanto riguarda questa situazione e anche un vostro pensiero generale proprio sulla situazione. Non so se farlo con Alessandra o se farlo con Roberta. Insomma, in realtà è un argomento sul quale tutto il direttivo del CNC si è confrontato, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà rappresentata dall'emergenza sanitaria Covid, che ha comportato aspetti gestionali e organizzativi straordinari. È stata, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, una opportunità per vedere all'interno del gruppo professionale degli infermieri e dei coordinatori e far vedere anche alla gente comune, a chi non è un operatore sanitario, in realtà la grande professionalità e la grande senso di appartenenza del gruppo professionale, al punto da essere definiti, lo ricordiamo tutti, eroi, che è stata una definizione che ci è andata anche un pochino stretta, perché in realtà abbiamo fatto quello che rientra nelle nostre competenze, nelle nostre mansioni. Questa è stata l'opportunità. Probabilmente un po' come diceva Alessandra, essendo quello del coordinatore un ruolo un po' nell'ombra dal punto di vista sociale, ma purtroppo anche dal punto di vista contrattuale, perché non dimentichiamo che i recenti contratti sui ruoli di management e di gestione professionale, insomma, qualche problema l'hanno creato. Non sempre il coordinatore viene valorizzato come l'artefice e responsabile dell'intero percorso assistenziale all'interno delle strutture. In sostanza vorreste contare di più, vorreste poter dire di più la vostra? Diciamo che il voler contare di più, ciascuno di noi dal punto di vista professionale è assolutamente consapevole del valore delle competenze. Diciamo che da un punto di vista proprio di competenze e di responsabilità, probabilmente il coordinatore potrebbe dare qualcosa in più rispetto a quello che negli attuali sistemi sta dando, proprio nelle gestioni organizzative. Forse quello che questa pandemia ha dimostrato è stato che il coordinatore è stato utilizzato un po' meno di quello che avrebbe potuto essere utilizzato nelle scelte gestionali e organizzative che l'emergenza ha imposto, ovviamente, no? Pur capendo che nell'emergenza magari tante scelte, insomma, vengono prese proprio in maniera un po' più veloce, meno pensata. Però ecco, all'interno del CNC, ma anche confrontandoci con l'ordine professionale, abbiamo pensato che vuoi mai una terza ondata, sicuramente non ci sarà, noi siamo ottimisti, no? Ecco. Però vedo Alessandra un attimo, no? Sì, quindi c'è questo, lo sentite, lo percepite sul campo, la possibilità di una terza ondata, sì Alessandra? Ma un po', insomma, lo percepiamo un pochettino, è quello anche che parlano, insomma, i giornali, insomma, dando un'indicazione, insomma, che c'è un aumento dei ricoveri, ecco, quindi
Speriamo di no, speriamo che sia soltanto un momento, insomma, però effettivamente c'è questa possibilità. Ecco, sì, ho dato la linea ad Alessandra perché ho visto appunto che annuiva quando Roberta mi stava delineando il quadro. Sì, e quindi Roberta, anche adesso per far fronte alla situazione, no, si cercano, no, c'è la necessità di avere un maggior numero di infermieri, però non ce ne sono a sufficienza sul territorio. Allora, di alcuni aspetti bisogna prendere atto, no? Nel senso che ci sono state delle scelte, delle politiche, adesso senza entrare nello specifico politico degli anni precedenti, in Italia, sul territorio nazionale, che hanno determinato uno stato di fatto del quale bisogna prendere atto. Visto le cose, i coordinatori si mettono a disposizione per il miglior utilizzo possibile delle risorse disponibili. Noi ci siamo, vogliamo esserci, vogliamo essere interpellati, siamo certi di poter dare un contributo fattivo e positivo per ottimizzare quello che c'è. Ecco, questo mi sento di dire. Questo è il segnale che volete lanciare proprio anche dalla nostra trasmissione. Assolutamente positivo, assolutamente assertivo. Bene, purtroppo siamo già giunti al termine. Il tempo vola, il tempo vola. Non posso fare altro che ringraziare chiaramente Alessandra De Reggi, che appunto abbiamo raggiunto via Skype. Grazie per essere stata con noi, la lasciamo ritornare al suo lavoro e ringraziamo anche a voi dell'ospitalità. Chiandetti. Grazie per essere state con noi e speriamo che il messaggio che il CNC ha lanciato oggi venga raccolto e quindi vengano messi in atto i vostri suggerimenti. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo giovedì sempre alla stessa ora. Arrivederci.